Incontri con la polizia nei supermercati e invio alle famiglie di tutta la provincia di volantini informativi. Argomento: difendersi dalle truffe. Dal 12 aprile, fuori da alcuni punti vendita Despar, Eurospar e Interspar della provincia di Padova, gli agenti della Polizia di Stato daranno informazioni e indicazioni per affrontare il problema dei raggiri e adottare le giuste misure di autotutela. È una nuova campagna contro le truffe ideata dalla Aspiag Service, concessionaria del marchio Despar per il Triveneto, l'Emilia-Romagna e la Lombardia, e sostenuta, oltre che dalla Questura di Padova, anche dalle altre questure del Veneto. Prosegue la collaborazione iniziata tra l'azienda e la Polizia di Stato, che nei mesi scorsi avevano promosso insieme in tutta la regione campagne informative contro la violenza di genere e il bullismo. Ora viene affrontato un problema in costante aumento come quello delle truffe e dei raggiri, che colpiscono tutti i cittadini e in particolare la popolazione più anziana. Il questore di Padova Antonio Sbordone ha ricordato come proprio pochi giorni fa in città, in un supermercato, gli agenti del commissariato Stanga hanno fermato 4 truffatori che stavano tentando di farsi dare del denaro da una signora che aveva appena fatto la spesa a favore di una presunta onlus per sordomuti. Era tutto falso. Per Giovanni Italiana, direttore regionale Aspiag Service per il Veneto, dopo aver affrontato i temi della violenza di genere e del bullismo, con questa nuova campagna abbiamo scelto di toccare con particolare attenzione un problema che riguarda i cittadini più vulnerabili. Nei volantini che arriveranno a domicilio ci saranno tutte le indicazioni pratiche e i numeri utili a cui rivolgersi per denunciare una truffa. Il volantino presenterà anche YouPol, l'app della Polizia di Stato che permette di fare segnalazioni anche in forma anonima e ricevere indicazioni per gestire le situazioni di pericolo in sicurezza.